volte faceva, quando ci parlavo faceva pure le battute, dico, maestro, questa certo tosta, poi dal vivo, certo, l'ho scritta, mica te lo suono io, devi suonare tu, se era facile ma lo suonavo per me. Lui è stato l'unico che invece è riuscito a organizzare ogni frazione di secondo di quello che accadeva nella musica e nella musica applicata alle immagini. E ai concerti, devo dire, di fronte a 10, 12, 15.000 persone, parliamo di Arena di Verona, Arena di Nîmes o l'O2 Arena di Londra, Amsterdam, insomma, sono momenti molto molto forti. Come solo Tornatore avrebbe potuto fare, c'è il vero Morricone, c'è proprio questa, esce fuori tutta la sua umanità, la sua sensibilità incredibile, infinita, ancora la sua commozione ogni volta che parla del suo dolore, del riuscire a mettere insieme le sue due anime, quella del lavoro, del cinema e quello della sua musica, la musica assoluta. Genio e regolatezza.